Iniziamo invece a raccontarvi com'è andata l'iniziativa Fattorie Didattiche Aperte. Bello perché sei molto alla natura e puoi fare un po', ci sono molte attività che puoi fare, un po' quello che vuoi e ti diverti molto perché comunque vedi gli animali e provi le sensazioni di stare in compagnia. Si conferma un'iniziativa ricca di valori la 21esima edizione di Fattorie Didattiche Aperte, l'evento organizzato dalla Regione del Veneto in collaborazione con le associazioni professionali agricole. Obiettivo: promuovere le fattorie didattiche iscritte all'elenco regionale come luoghi di apprendimento, incontro e benessere per le persone di tutte le età. Oggi hanno trovato il giro della fattoria e quindi la scoperta per quanto ci riguarda degli animali di una fattoria che gli animali non li ha, e quindi animali selvatici, e trovano laboratori didattici dal pitturare le borse coi fiori alle cacce al tesoro in giro per scoprire l'azienda, e trovano l'agriturismo aperto, quindi la possibilità di pranzare insieme a noi. In totale sono 477 le fattorie didattiche riconosciute e iscritte all'elenco regionale, realtà che tutto l'anno propongono, oltre ai tradizionali percorsi didattici per le scuole, anche attività esperienziali per bambini e ragazzi nel loro tempo libero. Noi facciamo in questo periodo laboratori per bambini, per famiglie, quindi dividiamo un po' durante la settimana e durante il mese, in base un po' anche alla stagione, i vari laboratori con vari materiali diversi che troviamo in agricoltura e in natura, e facciamo poi feste di compleanno, facciamo le settimane verdi e poi apriamo anche alle scuole, quindi a chi vuole venire a trovarci come scuola ci contatta e noi programmiamo appunto l'uscita anche didattica. A partecipare alla giornata aperta ben 160 realtà rurali in tutto il territorio regionale. Tra le attività proposte, visite guidate, laboratori alla scoperta dei gusti e dei saperi della terra. Stare fuori all'aria aperta, soprattutto per i bimbi e soprattutto al giorno d'oggi, che è sempre un po' più difficoltoso con lavoro, sempre in papà, sempre sotto, e un po' di tempo per loro aiuta.